Euroregione.news. Formazione, sicurezza, prevenzione. Inaugurata a Codroipo, in zona industriale Piccola di Moro 2, nella nuova estensione della sede di Friuli Antincendi, la Safety Training Academy. Diverse aule per la formazione teorica, ma soprattutto 400 metri quadrati di palestra al coperto per addestramento ai lavori in quota, sui tetti inclinati, varie tipologie di linee vita e scale fisse e portatili, lavoro su trabattelli, in spazi confinati sia con accessi orizzontali sia verticali, in cisterna in cui simulare situazioni di recupero di emergenza con vari presidi, la camera fumo modulare per l'utilizzo degli autorespiratori e sviluppare il senso d'orientamento, l'utilizzo di carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, tecniche antincendio di spegnimento anche con l'ausilio di un innovativo sistema di simulatori utilizzabili all'aperto e al chiuso su 2 piani con possibilità di spegnere fuochi reali anche al chiuso mediante estintori e molto altro. Insomma, tutte le situazioni più pericolose e gli ambienti in cui si possono trovare a muovere nei diversi casi sia gli operatori specializzati sia i lavoratori preposti alla sicurezza quotidiana. L'inaugurazione è stata una festa incredibile con oltre 350 ospiti, per lo più aziende della regione, oltre al sindaco di Codroipo Guido Nardini e il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin, i Papu che hanno fatto sorridere tutti ma trattato temi legati alla sicurezza sul lavoro, e hanno distribuito riconoscimenti alla studentessa che si è laureata con 110 e lode presentando una tesi dedicata a Friuli Antincendi e percorso sicurezza, e altri riconoscimenti alle aziende clienti che hanno meritato menzioni speciali per il lavoro e la formazione durante lo scorso anno. Paolo Grossa, Maurizio Masotti e Cristian Fongione hanno incaricato della conduzione sul palco a Marina Presello, bravissima giornalista di Sky Sport che ha saputo gestire l'evento con professionalità e passione. Da Codroipo per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione.news.